Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi purtroppo sono da solo, penso per altri 2 video, perché sono un po' indietro e con i giochi che devono uscire voglio togliermi un po' di video perché sennò sono troppo indietro. La rotta di oggi è la numero 15 mi pare, da Baku a Kabul, che è in Afghanistan. Oggi ne approfitto e visto che sono da solo, voglio andare con un Boeing, per la precisione il 737. Adesso qua ho scaricato, come potete vedere, degli aerei originali, quindi è lo Ryanair. E niente, sulla prossima rotta ne metterò un altro, insomma farò un po' vedere gli aerei che ho scaricato, perché ne ho scaricati parecchi, all'Italia, American Airlines, Delta, EasyJet, Iberia, Air France, Lufthansa, quindi almeno insomma, ve ne approfitto per far vedere un po' di aerei originali. Bene, qua partiamo e comunque dopo spiegherò un po' come mettere il pilota automatico, tutte queste robe qua. Buono, andiamo. Oggi vediamo, speriamo di vedere dei paesaggi un po' diversi perché comunque siamo in Asia ormai, quindi abbiamo lasciato l'Europa. Sono un po' curioso di vedere queste tappe e queste rotte che onestamente non le ho mai fatte neanche io da solo. Intanto salutiamo la Piada e il Sab, salutiamo anche il Medi che non lo sento più, sto stronzone. Domani o dopo gli mando un messaggio sul telefonino. Qua devo sfruttare tutta la pista perché non ho un F18, quindi Madonna, da un bel po' che non usi i Boeing, adesso farò altre figure di merda, però ragazzi lo sapete, l'importante è divertirsi. Vai. Oh. E si parte. Tiriamo sul carrello. Allora ragazzi, vediamo di settare il pilota automatico, così spiego un po' come si fa. Allora, qua settiamo l'altitudine a 9000, la velocità la buttiamo su, facciamo 329, settiamo qua speed e autopilota. Perfetto. Ok, adesso vedete che l'aereo si comincia a livellare. Adesso comincia a prendere la velocità prestabilita e comincia a salire piano piano verso i 9000 piedi. Ecco qua siamo sopra il Mar Caspio. Adesso possiamo far vedere bene il paesaggio. Gli aerei da scaricare sono bellissimi secondo me, cioè certi hanno veramente una risoluzione ancora migliore di questa. Eccoci qua. Ragazzi, stiamo continuando a sorvolare il Mar Caspio, ormai siamo abbastanza vicini al Turkmenistan e vediamo se me la ricordo, la capitale del Turkmenistan. Oddio, siamo pronti a figure di merda clamorose, che bello, queste sono le cose belle della vita, porca puttana, non mi ricordo, e niente ragazzi, sono un coglionazzo, non mi viene in mente, ma porca zoccola, ma quanto deficiente sono, vabbè ragazzi scusate, non me la ricordo, vabbè, pazienza, non ho l'Atlante sotto mano e quindi figura di merda. Comunque ragazzi volevo ringraziarvi per i complimenti del blog, ho visto che poi tanti si sono già iscritti su Facebook, veramente siete grandi, alla fine se il canale è decente è solo grazie a voi, cioè, poi ho veramente notato che ci sono veramente molti ragazzi maturi, intelligenti, che fanno commenti costruttivi, sia anche nel bene o nel male, se c'è una critica da fare la fanno nella maniera giusta, se c'è un complimento da fare lo fanno nella dose giusta, quindi complimenti ragazzi, continuate così che, ripeto, se il canale è decente è solo ed esclusivamente merito vostro.
C'è simpatia tra di noi, c'è simpatia se tu mi vuoi. La la la, tu sei mia perché c'è grande simpatia. Scusate ragazzi, ho avuto un attimo un momento di pazzia, qua devo un attimo anche fare qualcosa, visto che sono da solo e quindi comincio a cantare, visto che sono un cantante professionista con una voce indescrivibile. Non male che mi è tornata un po' comunque a proposito. Comunque ragazzi, bando alle cazzate, siamo usciti dal Mar Caspio e siamo in Turkmenistan, guardate il paesaggio, cioè vabbè, chiaramente sì, guardate il paesaggio è una parola grossa comunque perché alla fine non c'è molto, però insomma è ben diverso dall'Europa, quindi si vede che siamo proprio fuori, siamo in un altro continente. Eccoci qua, facciamo una bella panoramica, guarda che roba, adesso non vedo l'ora, raga non vedo l'ora, scusate, raga non vedo l'ora di arrivare in Giappone, come si dice, dopo l'America, anzi il Sud America, col Brasile, Argentina, Bolivia, quelle zone là che sono molto strane, particolari. Ecco, là c'è da divertirsi soprattutto negli atterraggi perché certe piste magari sono anche molto al di sopra del livello del mare, quindi so cazzi, eh. Cioè, già sono un coglionazzo ad atterrare. Pensa te con quegli aeroporti, guarda, veramente... Cioè, mi viene da ridere solo a pensarci, guarda. Vabbè, Madonna Fiori, c'è sta voce di merda. Oh raga, eccoci qua. Allora, veramente è un viaggio bello lungo. È il più lungo finora, quasi 1000 miglia e veramente dall'Azerbaigian all'Afghanistan è un bel viaggetto. Il tempo è sereno, sono circa le 17:30 del pomeriggio, anzi no, 16:30 scusate, quindi sì, ormai è la notte, ho deciso di evitarla, basta. E niente, adesso ragazzi, volevo veramente fare una domanda a tutti voi e capire se sono io deficiente o se invece, insomma, sono abbastanza normale nel preoccuparmi di questo discorso. Cioè, adesso per carità, magari il ragazzo, non so, qualche problemino, perché veramente mi sembra strano sentire un discorso del genere. Cioè, ho sentito praticamente dire che se tu, cioè tenetevi forti ragazzi perché è un discorso che a me fa paura sinceramente, perché sono due cose clamorose. Primo, se tu hai un filo dove c'è la corrente, una presa, ok? Se tu annodi il filo, non passa più corrente. Cioè, io ve lo giuro ragazzi, ho sentito questa affermazione. Cioè, non è uno scherzo, eh. Cioè, se tu fai un nodo sul filo della corrente, non passa più la corrente. E questa è la prima. E la seconda, se hai un televisore più grande, vedi più grande. Cioè, per fare capire, è chiaro che vedi più grande, ma vedi più cose. Cioè, esempio, vedi una partita di calcio, non vedi solo come si dice, perché mi viene da ridere. Oddio, non vedi solo dove c'è la telecamera, c'è il punto, non so, attacca una squadra, vedi quel punto, no, sei più grande, vedi tutto, vedi anche gli spalti di là, vedi il terzo anello, vedi questo, cioè, ragazzi, ma dove cazzo siamo andati a finire? Cioè, io veramente non ho parole, cioè, sono... vabbè, no. Cioè, tipo il discorso che aveva fatto Medi su quel LOL clamoroso che adesso, ecco, mi sfugge anche, che però era su una delle ultime rotte che ho fatto con Medi, proprio di una cagata assurda. E questa, cioè, ecco, queste sono altre due cose incredibili che sono riuscito a leggere su internet e sentire anche con la mia voce. Ti dico, quella della corrente l'ho letta e spero sia uno scherzo, però non sono così convinto. Invece quella della televisione me l'hanno detta a voce, cioè erano anche convinti, cioè ma io non lo so ragazzi, cioè, boh, vabbè, forse sono io che sono pazzo, può essere. Raga, viaggio lunghissimo, finalmente siamo usciti dal Turkmenistan e siamo in Afghanistan. Come potete vedere è sera perché c'è il viaggio veramente molto molto lungo con il Boeing, quindi... Mi prego, si vede ecco, guarda che bella la luna piena ragazzi. E niente, ormai manca 300 miglia circa, quindi ci siamo qua, adesso comincio un po' la discesa, da 9.000 ma ripasso a 4.000, perché voglio essere bello tranquillo, voglio fare un atterraggio quantomeno decente ragazzi. Raga, ormai siamo a Kabul, ci siamo, la pista è di là, dai ragazzi, flap estesi. Vediamo col Boeing è veramente duro, non me lo ricordavo così difficile. Eccoci qua.
La ra 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 ra, na. Ecco, un ringraziamento speciale. Un ringraziamento. Oddio, sono andato in stallo, cazzo. Comunque, ecco, un ringraziamento speciale a Marcone Di Vaio. Grazie Marco. Grazie Marcone. Adesso però cerchiamo di atterrare. Non me ne vogliono i tifosi della Juve, però. Oddio. Oddio. Porca troia, che dura. Vabbè, raga. Ecco. Frena. Frena, stronzo. Dai. Beh, dai, l'approccio è stato sui campi, però alla fine non è andata malissimo. Raga, non è andata male, alla fine è stato un atterraggio decente, non dico bellissimo, però siamo andati sui campi e dopo insomma ci siamo un attimo assestati. Bella raga, la rotta è andata, la prossima sarà Kabul, Nuova Delhi, che è in India, e niente raga, sì, sarò ancora da solo, adesso vedo un po' di organizzarmi perché io ieri volevo fare la colpiata, però dopo abbiamo fatto il capitolo e quindi ho dato priorità a quello. E comunque insomma ci sono ancora 40 rotte, quindi il tempo di fare ancora insieme al sub o alla piada o spero a Medi ci sono, quindi non... io conto di non farne ancora tantissime da solo, cioè purtroppo non sono il massimo, io cerco di fare il possibile, però parlare da solo, cioè sono pazzo, però non sono arrivato ancora a questo punto di riuscire a parlare, ridere e cazzeggiare da solo. Però magari piano piano, con il tempo si può provare tutto. Raga, alla prossima, ciao!